Una super fornitura di vaccini per fine maggio, 454.000 dosi, capaci di garantire 50.000 somministrazioni al giorno in Veneto. E la Regione apre le prenotazioni ai 194.000 soggetti con un'esenzione per patologia dai 16 ai 60 anni, 95.000 i posti a disposizione per loro. Dopo il 16 giugno il presidente del Veneto Luca Zaia ha annunciato che si aprirà a tutti con una sezione dedicata agli operatori turistici, gli addetti dei centri estivi e una fascia sarà riservata ai giovani che sono la fetta di popolazione più mobile. I 40-49 vaccinati e prenotati 48%, quindi stanno crescendo anche le ultime categorie vaccinali, considerate che i 40-49 non hanno avuto dappertutto tanta disponibilità di posti, per cui man mano si apre e andranno a prenotarsi. E vi informo che si aprono degli slot per una categoria vaccinale che è la categoria 4, che sono tutti coloro che hanno un'esenzione ticket per una patologia, non che esenzione ticket per reddito, ma per patologia. Apriremo circa 95.000 posti. Stiamo parlando di 444.000 persone che hanno un'esenzione in Veneto per patologia, che va dalla celiachia al diabete o altro, e ce ne rimangono ancora all'appello 194.000. Intanto partiamo con i primi 90.000 posti, 95.000 posti. Peraltro noi abbiamo come obiettivo, ve lo dico già, di passare diciamo quanto prima la vaccinazione degli operatori turistici, e penso che in settimana anche se si possa risolvere questa partita che sta seguendo l'assessore Lanzarin. Il turismo, la prima azienda dell'economia veneta ed anche il Sud Italia, rientra nel piano di ripartenza. Le tappe venete culminano con la scalata dolomitica sino a Cortina. Cortina, non so, ci vuole un buon scalatore. Magari avremo un nuovo Pantani sotto la neve, non lo so. Guardate, non ho idea, perché oggi è una tappa era una tappa da bella giornata, così veramente sarà una tappa che selezionerà molto, cioè ho l'impressione che oggi confermerà la maglia rosa fino alla fine.